La ripresa c'è, ma manca l'ultimo sprint per far ripartire anche i consumi. La fotografia tracciata dalle associazioni di categoria e dagli enti camerali nei giorni scorsi è quella che ha anche l'assessore regionale all'industria Roberto Marcato. Oltre alla limitata possibilità di spesa dovuta alla crisi c'è anche un fattore psicologico. Purtroppo non vanno di pari passo, nel senso che c'è un fattore sia di contrazione della capacità di spesa dovuta ad anni di crisi profondissime, sia un fattore psicologico per cui come dire, la spinta verso alla spesa arriva con un leggero ritardo rispetto all'aumento dell'occupazione o aumento dei dati positivi sull'economia. Il Veneto è tornato dunque a marciare spedito. A bloccare in parte la ripresa, secondo Marcato, però ci sono le politiche scellerate messe in atto da Roma. I dati sulla ripresa ci sono, noi abbiamo un PIL come Veneto che supera alcune regioni della Germania, per dire. Se tutta l'Italia avesse adottato il sistema Veneto, probabilmente oggi saremmo un paese con un PIL a 2 cifre. D'altronde insomma, sono 6 mesi che il governo dice che grazie ai provvedimenti fatti sul lavoro la disoccupazione è diminuita, finalmente poi arriva l'Istat che dice che in realtà è aumentata, ci ha detto che la pressione fiscale era diminuita, arriva l'Istat a dirci che invece è aumentata. Io spero per il bene degli italiani che si tolgano dalle loro sedi quanto prima.